Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parleremo del quarto volume della raccolta Pinguino, Picchio e Zampa. Abbiamo visto precedentemente gli altri volumi, dettagliandoli e spiegando appunto tutti i vari circuiti presenti al loro interno. Facciamo la stessa cosa oggi con il quarto volume. Vi anticipo già che è un volume quasi totalmente dedicato al benessere psicofisico e dunque intanto ve lo mostro, la copertina. Io al solito ho la mia stampante in bianco e nero e dunque lo vedete così, ma come potete notare dalle sfumature è chiaro che ha dei colori. Se comunque lo scaricate dal sito gratuitamente vedrete appunto bene. Allora salto le prime pagine dove c'è diciamo l'indice dei circuiti, alcuni esempi di applicazione e veniamo al primo. Il primo circuito è questo ed è un circuito per l'induzione magnetica. Allora, dobbiamo sapere che moltissimi dei procedimenti fisici lavorano per induzione magnetica, cioè il nostro corpo vive grazie anche al magnetismo, oltre che all'elettricità intrinseca che viene sviluppata appunto dai vari processi, ma anche solo proprio a livello cellulare. Pensate ai vari atomi che sono tutti in cui è presente proprio l'elettricità, cioè la carica di ogni singolo componente dell'atomo. In questo caso però noi sappiamo che è la forza magnetica anche a dare un grandissimo contributo e che laddove si inserisce forza elettrica negativa, la forza magnetica diminuisce portando dunque uno squilibrio in termini di salute. Questo circuito dunque è un circuito che potenzia il magnetismo corporeo e ripristina appunto l'equilibrio rimuovendo eventuale elettricità negativa che ci impedisce insomma di stare bene come è giusto che sia. Il grafico può essere orientato a nord, anche se c'è l'indicazione della bussola, così come presentato, cioè va trovato il nord mantenendo appunto il senso del disegno, ma questo penso che sia logico. Come procedere? Si deve mettere un testimone qui, un testimone della persona su cui vogliamo agire, può essere anche un nostro testimone, e bisogna definire insomma i tempi radiestesicamente, cioè con l'uso di un pendolino. È chiaro che qualche ora come minimo, altrimenti non vedremo particolari effetti, almeno è necessario dalle 3 alle 5 ore come minimo. Allora, vediamo il secondo. Questo è un circuito radionico sigillo di Salomone potenziato. In effetti, come vedrete, c'è il triplo anello, la stella di Davide, che è il sigillo salomonico, e all'interno abbiamo la triskel. È un potere grande quello che manda questo circuito e stimola l'energia personale, l'energia potenziale in modo molto intenso. Infatti va usato con parsimonia, si tratta di massimo 60 minuti di posa del testimone qua sopra. Immaginate dunque che potenza ha sulle persone. Anche questo può essere orientato a nord, come viene indicato appunto dalla presenza della bussola. Andiamo avanti. Questo è un pulitore di energie per persone. Se vi ricordate, abbiamo parlato spesso dello smagnetizzatore, che è ottimo per gli oggetti, le foto dei luoghi, eccetera. Vi avevo detto non usatelo per le persone perché non è adatto per le persone. Quello per le persone che corrisponde allo smagnetizzatore, ma che non rimuove le energie positive in questo caso, è questo. Questo appunto
rimuove il negativo dalle persone, le va a trattare e rimuove appunto le energie congeste che si possono essere accumulate all'interno della persona e anche qui insomma il minimo di posa sono 3 ore, il minimo. Potete comunque lasciarlo fino a segni di miglioramento, fino a quando appunto percepite un sollievo o comunque indagare con un quadrante delle ore o un circuito, insomma, scusate, un quadrante che vi possa dare indicazioni anche su quanti giorni eventualmente potete lasciarlo su. Sempre per la carica energetica, per caricare in modo diciamo immediato alle persone, questo circuito chiaramente per il sesso maschile, in questo caso abbiamo infatti la sagoma di un uomo, metteremo il testimone su questo tirosegno, diciamo così, che in realtà vabbè, è un emettitore ad anelli e come vedete viene dato il compito a questo circuito di scaricare lo stress a terra, eventuale fatica, eventuale stress a terra e c'è un dinamizzatore e il sigillo, il simbolo di Giove che è anche qui un grande armonizzatore. Dunque questo appunto come minimo 3 ore anche qui. Andiamo avanti, c'è poi quello ovviamente, quello per la donna, anche qui è uguale all'altro, sempre stesso discorso, il testimone della persona qui è come minimo 3 ore. Non aggiungo altro perché ho già detto, è la stessa cosa di quello precedente tranne che per il sesso femminile. Questo che purtroppo la mia stampante non gli ha reso giustizia, è un po' così, però è l'OM, il valorizzatore universale. Questo è ottimo negli ambienti, potete metterlo da qualche parte, ma anche appenderlo, cioè se voi riuscite a stamparlo con una qualità migliore, nell'originale è viola, è un colore è anche carino da vedere e appunto può essere messo anche con, se non volete appenderlo in un locale, potete mettere, che ne so, la foto di un ambiente, di un locale sopra ed è eccellente, funziona lo stesso, attiva le protezioni e le vibrazioni cosmiche di protezione. Per il tempo di posa o di esposizione potete sempre interrogare il pendolino. Abbiamo poi infine, no non è vero, non è infine, abbiamo ancora il triplo decagono. Questo è un valorizzatore universale, il che significa che qualsiasi cosa messa qui dentro viene vitalizzata e non solo, può caricare a sua volta un testimone. Se per esempio vogliamo dare delle vitamine a qualcuno in particolare, potremmo mettere un testimone, che significa un integratore, anche il nome scritto a penna di quello che il rimedio che vogliamo valorizzare e inviare, e al di sopra del rimedio o della pastiglia addirittura che possiamo mettere qui dentro, un fogliettino col nome della persona oppure un testimone della persona, che può essere una fotografia, come sempre ormai sappiamo benissimo quando parliamo di testimoni cosa intendiamo. D'accordo? Un'altra cosa, questo può essere usato anche se vogliamo vitalizzare un testimone non originale. Cosa significa? Se per esempio non abbiamo un testimone fisico della persona, non abbiamo una foto, non abbiamo un capello, non abbiamo niente, mettendo nome, cognome e data qui dentro gli diamo la vitalità dell'autentico, dell'originale. Questo può essere fatto in quel caso almeno un'ora dentro il circuito. Questo è straordinario, fortissimo. Quando siete sotto attacco, quando sentite che qualcuno vi ha privato di energie, anche non intenzionalmente, però quando percepite che c'è un qualcosa di estraneo, di esterno, che vi ha indeboliti, vi ha scaricati, o quando comunque sentite di essere sotto pressione ma a causa di qualcuno, allora in questo caso mettiamo appunto il testimone, c'è una nostra fotografia qui sopra, e lasciamo agire
fino a miglioramento, oppure chiediamo sempre al nostro pendolino il tempo di posa. Abbiamo qui un altro circuito che è la stella di Davide con il decagono nel triplo anello. Dunque, in questo caso, come vediamo, allora sappiate che laddove gli anelli sono 3, e questo è importante da sapere, serve a rendere, come dire, a concretizzare, a materializzare un risultato, un esito. Il decagono l'abbiamo visto nella figura prima, dunque vitalizza, dona come dire, le vibrazioni come di autentico del testimone. La stella di Davide è un grandissimo protettore, dunque in questo caso possiamo usare anche per scopi di salute, di difesa, questo circuito inserendo all'interno dei numeri Busby, per esempio, che sono estrapolati apposta per il singolo e per una particolare tematica o richiesta, necessità. Se non vi ricordate o non avete visto ancora il video, ho fatto proprio una pillola, una condivisione apposta sui numeri Busby, cioè i numeri cosmici, i numeri universali, che però appunto col sistema Busby vengono estrapolati in quel modo là. Ecco, vi rimando dunque a vedere quella pillola nel caso non l'aveste ancora fatto. Un altro importantissimo, e questo è veramente l'ultimo, questo valorizzatore emettitore ad anello. L'abbiamo già visto qualcosa di simile quando abbiamo parlato della rimozione delle energie congeste per la persona. Utilizza uno schema analogo ma con altri dettagli. Qua c'è il vortice ad anello, il triplo cerchio, il triplo decagono e un altro, questo che è un altro vortice che serve appunto a inviare in modo veloce dei trattamenti. Mettiamo nel circuito il testimone, che è il testimone, giustamente si intende il testimone del trattamento, in questo caso, non del trattato, non del soggetto che viene trattato, ma del trattamento. E al di sopra comunque il testimone della persona da trattare. Questo, il foglietto, cioè il testimone della cura, perciò della terapia, può essere rimosso dopo un 6 ore, che comunque continua a essere emanato dal vortice d'anello al testimone da trattare. Spero di essere stata chiara. Questo era l'ultimo, vi ringrazio per l'attenzione, scaricatevi questa dispensa perché, come avete visto, contiene dei rimedi radionici molto utili, anche importanti, che sicuramente vi daranno un supporto e un aiuto. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi saluto, vi invito a tornare per il prossimo appuntamento, direi quasi quotidiano, e vi ringrazio appunto per avermi ascoltato. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!